Sud chiama Nord arriva anche in Veneto con la prima uscita ufficiale ieri a Conegliano. Di fronte ad una platea di oltre 200 persone, il leader del movimento Cateno De Luca, sindaco di Taormina e deputato regionale siciliano, ha illustrato gli obiettivi di un progetto che l'ha portato a candidarsi alle suppletive di Monza e Brianza nel collegio del Senato che fu di Silvio Berlusconi. Quello di avere uno Stato federale che possa concretamente cambiare il destino del nostro sistema Italia, che allo stato attuale ormai si è ridotto a uno degli stati più indebitati dell'Europa, non ha alcun peso politico specifico e soprattutto continua a soffocare le autonomie. Noi partiamo da un'esperienza autonomista in Sicilia che oggi rappresenta il primo partito in Sicilia che si è esteso ormai in tutto il meridione e lancia oggi una sfida al nord proprio sulla via dell'autonomia vera, non quella di Calderoli, non quella fatta da 20 regioni spezzatino, ma da macro regioni e da città-stato con poteri, con maggiori poteri ai sindaci. Una sfida dunque lanciata al nord sul tema dell'autonomia che dalla Lombardia arriva in Veneto, dove mira ad allargare il consenso in vista delle europee di giugno 2024. L'autonomia che hanno depositato in Parlamento i membri di governo è un'autonomia che ruba, non è un'autonomia che dà. Non è neanche il progetto, se vogliamo, antico di chi l'aveva immaginata al nord e per questo dico che in questi mesi molti, anche vecchi di quei partiti più autonomisti ci hanno contattato. L'autonomia si può fare su alcune funzioni, si può fare se lo Stato mette le risorse, non si può fare gratis, i servizi non sono mai gratis.